Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. Now I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid luck. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your lie? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay it down and die? No, 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 I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. And I got all my love to live, and I got all my love to give, and I survive. I will survive. Buonasera Enrico. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not bitching, I'm a little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just spin around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your lie? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay it down and die? Buonasera e benvenuti, buon inizio settimana amici di Casa Peiretti e buon inizio settimana. Ciao Annina, grazie. Grazie a te Enrico, buonasera a tutti. Grazie di essere qui in Casa Peiretti. Molto scritto lì, molto scritto. Siamo partiti con qualche minuto di ritardo, quindi andremo veloci in questa prima parte. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Potete salutare Annina, potete mandarci delle foto, fare delle richieste. Noi siamo qui per voi. Adesso andiamo subito alla prossima canzone, perché parliamo di un brivido particolare. Un brivido. Rifallo. Allora, con questo Mao hai fatto innamorare 8 persone a casa. Ormai avevo pensato, ho voglia solo io di te. E invece sento il profumo che hai messo su stasera per me. Provo a fare finta che ti resisto un po', ma in fondo poi perché
mi chiami piano, lo so, ora che anche tu mi vuoi. Adesso mentre mi baci capisco che mi piaci perché Ti sento dentro me. è affascinante davvero, sei quella che speravo per me. Provo a fare finta che ti resisto, ma il gioco mi delude. Qui è già calda l'atmosfera, da te vorrei stasera di più. Con un brivido felino sento che mi vuoi, il fuoco del camino brucia insieme a noi. Hai la voce che ti trema, stringi le mie mani, mi ami con un brivido felino. Ora che ti dai, ti sento travolgente, vero come sei. Ho l'impulso di fermarti, ma tanto non potrei se ti muovi Come tu sai, e ti sento che mi vuoi. Brivido felino, brivido felino, brivido. Con un brivido felino io potrei morire da adesso, per come mi prendi e mi dai. E ti sento che mi vuoi. Brivido felino alla voce per voi, Annina. Grazie Enrico. Allora, com'è andata questo periodo dalla prima puntata alla seconda puntata che di ospitata qua in Casa Peiretti? Alla grande, infatti dopo aver fatto la prima mi dicevano ma quando torni? Non solo a te l'hanno detto, guarda, il giorno successivo al bar era tutto, ma chi è, ma che brava, chi è qua? E quando torna? E sono tornata. Senti, io adesso ti faccio sentire una musica celestiale, perché dovrebbe entrare, la senti questa? Senti? Aspetta, si parla di amici, ma eppure dovrebbe, come fa? Ringrazio mio Signore, non ho più paura. Eccolo. Buonasera, sempre gliel'ho dato. No, è sempre tutte le gliel'ho dato e sempre se l'è preso. Tutte le volte, bellezza. sempre sia. Gliel'ho già detto l'altra volta, Sì, Don sì. Elio. Innanzitutto grazie di essere Tanto qui. sono contento perché lei ospita sempre tante pecorine qua smarrite. No. Come si- Perché pecorelle? Le Pecorelle sono nel presepio. Non solo. Io guardi, sempre sono contentissimo. Io addirittura ho fatto l'app per Ecco. salvare queste pecorine smarrite. Sa come si chiama? Immagino. A pecora. Eccola lì. È sempre la stessa. E o ti scarichi l'app o ti carichi la pecorina in macchina. Mamma mia, Ecco, come sono contento. Dove la carica la pecorina? Dove la carica? Io la carico sulla mia Jaguar. Nella Jaguar. Gliela Jaguar lei. Sì, sai perché? Si guadagna bene. No, ma se danno delle mance lì, l'obolo, lo danno bello. Perché io, sa cos'è? Vado casa per casa, vado a benedirle. Sì. E poi si trovano talmente bene che pagano. Certo. E io poi alla fine cosa faccio? Una volta che ho ristrutturato il tetto della chiesa, che ho rifatto il pavimento, che ho comprato il cero alla Madonna, io il resto me lo uso per comprarmi il Jaguars. Non una macchinina normale, il Jaguar. Vabbè, sono andato tutta la vita. Non è che siamo tutti come Don Matteo, che vanno in bicicletta. Ma per carità, Io salutiamo. ho l'artrosi. Insomma, Bene. Vabbè, comunque, lei Comunque, benedice di qua, assolutamente. Ho messo i confessionali, lo dico a tutte le pecorine smarrite che ci sono a casa. Ho
ho messo i confessionali della Chateau d'Ax. Sono con il ribaltabile vieni fai delle confessioni che sono una meraviglia. Senta un po', ma Prego. parliamo di giovani. Parliamo i giovani. Quella canzone bellissima, Che canzone? quella lì che avete fatto prima. ringrazio, Sì, ma mio poi ce n'è un'altra che fa quando busserò alla tua suono il campanello? Lei suoni. Suono il perché campanello. Ah, ok. Non è che Le si bussa. tue mani son piene di calli. Dove l'hai sfregate, fratello Ma dai! mio? L'hai sfregate. Ma non fa così. Non fa così? Poi mi spiega una cosa. Sì. Quando lei dice bussa, va bene. Sì. Ma che dove è messa la porta che fa così? E a volte sa Di cos'è? solito le porte ma le vedo dritte. Invece... ma vengono a volte montate male. Quando sono dritte Ecco. busso così, ma quando sono un po' inclinate busso così. Senta, parliamo di giovani, il Oh. giovani rapporto con la Chiesa. Ah. Cosa ha fatto Don Elio per avvicinare alla sua parrocchia i giovani del suo paese? Ci sono delle panchine da me davanti alla parrocchia. Ho messo le rotelle, sono più facili, si spingono tra di loro. Perché è una meraviglia vedere questi giovani. Scusi, e tocco perché mi piace toccare. Sono abituati, io tocco. Adesso tocco lei, ma tocchi me che è meglio. Ma io infatti vedo, Mi mi sono mai sacrifico, ma mi per sacrifico, carità di Dio, se la signorina avete visto la signorina non sta bene, malata, la vedete? Si giri verso la telecamera, guardate, seno positiva. Ecco. Si vede. Lo si vede. Ma lasci che piace, fa Guardi audience. qua. È un do. È un don? È un don, ha visto? Ho preso il don, guarda qua, don, la si do, si la do. E vede, e sono tutte note queste. Senta, Prego. visto che qui mi Sì, aiuti, sì, mi aiuti. assolutamente. Ho un problema. Uno Ho solo un ne pro- ha? ho un pro- È già fortunato. Ne uno serio per di più, ne uno serio. Però mi stia di fianco, a me la gente che mi gira con sti fularini dietro la schiena non mi piace, mi stia di fianco, Peretti. È arrivato il momento della pubblicità e mi piacerebbe fare uno di quei lanci pubblicitari celestiali, qualcosa proprio che le arriva da lassù. Lei che ha contatti. Io ne ho, ma mi ha ecco. un po' ripudiato, un periodo Sì? che dice la vita mia non è proprio la mia condotta, però posso dire, vuole che lancio la pubblicità? Sì, ma in un modo celestiale. Ma io dico, guarda, dov'è la telecamera? Lì. Aspetti. Mi dica, Lei lanci la pubblicità. Sì. Vado. Aspetti. Sì. Se vuoi guadagnarti un posto in paradiso anche tu, guarda la pubblicità e non smettere più. Madonna, sono un poeta. Peretti, tante care cose. No, non si gira. Magari la signorina si Pubblicità, piacere. pubblicità. Avanti, pubblicità. Lei deve essere confessato, ma non da me. Vogliamo? Oh yeah. Io ti porto su. Tu, No, tu portami su. tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Quando ti ho incontrato è scattato il gioco della seduzione e tutti e due a stendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevole, fughe in avanti e misti inconvenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. Tu l'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata e come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali e verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali, oh sali. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore e cado, oh cado.
bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, tu mi porti su. Sto imparando a volare, sto imparando a volare, sto imparando a volare, sto imparando a volare, sto imparando a volare. Volare, oh, volare, oh, tu mi porti su, tu mi porti su, tu mi porti su, poi mi lasci cadere, tu mi porti su, tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Volare, oh, volare, oh. Alla voce per voi Annina! Grazie. Ma senti, abbiamo visto delle immagini assai pericolose, nel senso, Sì. ma tu avresti il coraggio di buttarti giù così con Nemmeno a pagamento. Io la massima no, di giostra... solito sei tu che paghi, quindi non è che ti pagano gli altri, No. però. La giostra più alta che io abbia mai fatto è stato il Brucomela. Il Brucomela, Massimo. quindi quella più pericolosa. Esatto. Lo sai che io non sono mai neanche salito sulle catene. Hai presente le catene Sì. che poi ti spingono, non Ti sai mai dove capisco. finisci? Non sono mai salito. Ti perché capisco, Enrico. quando mi dicono andiamo a Garda, no, ragazzi, io non ce la faccio. Io mi propongo per tenere i cappotti. Ma là, Loro ottima salgono. idea. Ottima idea, sei un guardaroba vivente in quei giorni lì. Senti, andiamo a leggere un po' di messaggi, ma per andare a leggere i messaggi vorrei anche qui il signor Doneglio, eccolo qua Doneglio, siamo pronti ad andare a vedere tutti i messaggi. Insomma, anche lei di pubblico ne ha sempre molto in chiesa. Sì, noi facciamo delle messe di un certo livello e per cui abbiamo tanta gente che viene, si diverte, soprattutto tante donne, perché l'uomo dopo un po' si stufa, aspetta fuori. Ah sì? Sì, si rompono spettaioli perché loro pensano che non lo so, che non stanno fuori, si fumano la sigaretta, vanno al bar, dicono solo qui mi dà fastidio l'incenso, no. E poi dopo però sono gelosi che le donne poi vengono... E non entrano nemmeno per la comunione, niente proprio. Ma stanno fuori. a parte che per fare la comunione devi confessarti questa gente No, qua, vabbè, ma figura che si devono confessare. Ho Invece capito. no, le pecorine si confessano, insomma, e queste meritano la comunione e io gliela do, Sì, gliela do. se gliela do la comunione. E anche la liberazione dopo. Fa fare anche la penitenza, nel senso Assolutamente sì, caspita, penitenza. sì, poi io non faccio più l'Ave Maria, queste cose che sono un po' pesantine. Io preferisco che Obsolete. se uno deve pregare, prega per conto suo, e questo è importante. Quando devi fare le penitenze da me, improvviso. Grazie che ha detto improvviso. Andiamo a leggere i messaggi. Forza Fabrizio, grazie. Vediamo un po'. Doneglio, ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao Doneglio, ciao Annina, buon inizio settimana, siete fantastici e meravigliosi. Da Antonio Primicelli di Rivalta di Torino, grazie Antonio. Ciao, addirittura Antonio. meravigliosi, Grazie Antonio. grazie. Rivalta, gente dall'estero. Dopo varie minacce scherzo al muratore antennista, tetto e antenne sistemate causa maltempo, siete tornati anche perché YouTube continuava a saltare. Sono contentissimo, grazie infinito Massimo BS. Brescia, grazie Massimo, grazie. Vedi, sei riuscita a leggere l'infinito Mamma mia, ABS chi è? direttamente da Brescia. Bella serata, divertente e simpatica, sempre grata Luisa da Pavia. Ma ciao non è lei Luisa. questa Luisa, perché io E che ne so? questa non entra in chiesa, No, così, no, perché conciata sì, così. ma magari è Luisa da ma sembra Pavia. braccio di ferro, sembra. Gli mancava la... Ciao, per favore vorrei dedicare grande amore del volo a Miki, il mio amore Lilli, grazie. Mamma mia, Miki, Lili, che cazzo sono? Cartoni animati? Cosa No, sono? no, però Ah. un gran bel bravo. Grande amore. Qui è tanta roba, Mi viene da ridere, Sorbole, bella trasmissione, con qualcosa di innovativo, con una buona apertura al dialogo da Marmitta, pace e bene, grazie. Sempre pace e bene. Grazie Marmitta, ti vogliamo bene. Volevo dire a mio marito Andrea che lo amo tantissimo,
che ci sarò sempre, Manuela Di Canino. Ma Manuela, attenzione, perché posso passare prima io anche. Eccolo lì, E poi vedi che tuo marito non lo ami poi così tantissimo. Ecco, guarda 3 qua. anni per avere uno share e voilà, siete sempre la mia compagnia della sera. Un forte abbraccio a tutta Casa Peretti. Matteo da Roletto. Madonna, riso in bianco e acqua del Matteo. pozzo. Mamma No, mia, che cena secondo triste. me ci sono dei funghi o asparagi lì dentro. non lo so, sì. Nel tramonto felice di ogni sera arriva Casa Peiretti a portarci stupenda musica e serenità. Baci Dani da Alessandria. Brava. Ciao Dani, e salutiamo tutta Alessandria. Chi è questo? Saluti dalla mia nonna. nonna. È la nonna di Annina. È tua nonna? Come si chiama? Nonna Maria. Nonna Maria. Mamma mia, nonna Maria, mamma Maria, mamma. Bella, ma devo fare no, nonna Maria. proprio. No, è bello. Viva il lunedì sera, riparte la settimana di Casa Peretti. Ben ritrovati amici. Giovanni d'Alessandria, ciao Giovanni, grazie. Tutti da Alessandria. Si vede che lì prende bene il canale. Caspiterina. È il canale. Buonasera a tutti voi. Lei è Luna, E simpatica. poi fanno vedere l'altra. Questa è l'una e poi c'è l'altra. Simpatica e coccolone. Vorrei salutare Filippa e Ferdinando di Alba, speciale Daniela. Enrico caro Enrico bello, sarà bello caro amico, spero. Sempre in compagnia di vabbè, ci fate sempre tanta compagnia. Però, ragazzi, Beppe da San Damiano d'Asti, il T9, non prende. lì. Questo non prende male al cervello, non No, prende vabbè, per scrivere adesso- un messaggio così, mi scusi. Ma è poi difficile perché è piccolino, magari Vai Annina Grande da Daniele e Giulia. Un saluto, loro sono amici. Ciao Daniel, Grazie, ciao ragazzi. Giulia, grazie. Ricordiamo che Casa Peretti va in onda tutte le sere dal vivo, dal lunedì al venerdì alle 20 alle 21. Ciao Enrico, la mole non può mancare a Casa Peretti, lo dice Erio. È giusto, se lo dice Erio. Se lo dice Erio, la mole soprattutto. Lo dice sul serio. Madonna. Grande. Che bella voce Annina, complimenti da Roberta e Pacco. Hai visto Roberta che si è No, sistemata no, col no, pacco? Mia zia, ma L'ho capito, però chiamala scema. Si è sistemata col pacco. Doneglio, un bacione. Facciamo al la mio serata amore dei pacchi. Facciamo anche noi i pacchi. Un bacione al mio amico Lilli. Amore, il mio amore Lilli. Che è un po' stanca da Miki da passare. Vabbè, siamo a fine giornata. Vabbè, dai, poi non si sa con chi è stata. Ci può stare, non è stata con nessuno. ok. Grande Chi sono serata. questi? Ci tenete sempre tanta compagnia. Grandissima Anna. Michele grazie. e Giovanni, grazie ragazzi. Wow, ciao Anna. Grazie. Cioè, Anna saresti tu, quindi Sono loro io. sono. Michele e Giovanni. Ah, ti conosci? Sì, personalmente. Grandissima Anna, brava, bravissima e anche bella. Vedi a pagare la gente che poi ti fa i complimenti. Mi raccomando, qui sono 50 euro, a te zio, Ricordiamo 80, che tutto- a te ti pago la luce. Tutto ciò che vedete nella vostra TV è vero, non c'è un messaggio pilotato perché quelli li fanno le altre trasmissioni. Esatto, Doneglio. bravo. Ciao Annina, sei bellissima, ogni volta che canti ci fai sognare Mimmo, Panzi e Chino. Questi sono cartoni animati, queste le avventure di Minno, Panci e Questa è la Chino. mia famiglia. Ma chi sono? Donelio, questa è la mia famiglia. Ma a casa, cos'è una minaccia? Brava Annina, non sei, Narcotrafficanti con quei nomi. brava Annina, non sei solo brava, sei pure bella, lo dice Giovanni. Grazie Giovanni, grazie mille. Buonasera a tutti, stasera avete iniziato alla grande. Alla nostra bellissima, dolcissima nipotina Nina, che dire? Sei bravissima, continua così, un abbraccio, zia quanti Anna cazzo siete in e zio famiglia? Salvo, io zio Salvo, era un momento romantico. È un momento romantico, ma sono bello. solo parenti suoi, ma quanti ne avete? Ma noi Guardate siamo la televisione un'istituzione. ogni tanto. Buon inizio di canzoni, forza Juve, ciao da Elena di Leggiuno, bravo. Leggiuno, Leg 2, Leg 3. Madonna. Annina da Brividi, Maria e Michele che sono Cuore. nel cuore. Nel cuore, sono nel cuore. E si vede, Brava, perché guarda il cuore come è gonfiato. Brava Si Anna, vede. la tua voce scalda i nostri cuori, Sì. lo dice Grazie Michela. grazie. Sì, signora, guardi che ha messo una tetta nella No, minestra. Se sente così caldo. Doneglio mi fa chiudere. Complimenti a Nina e Villata, oltre Sua Maestà Enrico, lo dice Ciro. Ciro, Se lo grazie dice Ciro. Gira. Ai. Il nostro Ciro. Ciro d'Italia. Anna, voce fantastica, Ciro d'Italia. Fai venire i brividi, bravissimo, un Un bacione. bacione Giulia Casula. Casula. Ciao Giulietta. Conosci pure questa? Già. E chi è la questa? La figlia... zia della nonna? No, è Che- la figlia di Michele e Giovanni. Che bei micetti, buona serata a tutti, lo dice Sandra. Ciao Sandra. Hai visto che bei micetti? Sì. Quelle delle mice, hai vista la micia prima dietro? Guardi, nel io video? non so perché ero nascosto dietro la mia coda. Che inizio settimana, caro Enrico, Anna,
il top. Saluti da noi, Questo è solo un top, noi, infatti. Alfonsina e Germano che ci seguono da tutto il tempo di Casa Peiretti, da 3 anni a questo, sono non si perdono una puntata. Complimenti ragazzi. Una domanda, ma Annina è una ladra? Ta-tan, ta-tan. Adesso Io lo arriva. so chi è questo. È una ladra perché ruba cuori? Perché sei una No, ruba perché cuori, Annina? No, perché potrebbero rubarmi. Ciao a tutti e soprattutto alla bellissima Nina, fortissima, da Vanessa Alba e, E Giorgia. Ciao! Ciao ragazze. Ciao Enrico, sempre ospiti simpatici e vedo una bellissima cantante. Enrico, il mio sindaco Bruno Toscani ha stravinto le votazioni, ok, sono contenti, ciao simpaticoni. Regia, sei grandissima. Maurizio da Villa d'Ossola. E vediamo- Salutiamo il sindaco Sì, allora. grazie, Graziella è il sindaco di Villa d'Ossola. È un piacere ascoltarti, lo dice Michela. Grazie Michela. Magari si riferiva a me, che dici? Prendi subito Ciao. tu, magari diceva a me. Ciao, vi guardo sempre, siete bellissimi, un bacio da Però, Laura. aspetta, Dica. ci ha pensato. Vedi che siete bellissimi. Un cazzo proprio, no, no. Un bacio da bellissimi. Laura Sesti. Sestri Levante. Sì, o sì, sì, Sestri. esatto. Ciao Annina, un saluto da Diletta. Questa chi è la Ciao, nonna della Diletta. zia di Anna Rita? No, questa è quella Diletta famosa, Ah, Diletta. quella Diletta Cleotta. quella lì. Quella lì? Ah, caspita. Che voce meravigliosa, Nina, stupendi. Mister Cuoricino. È Mister Cuoricino. Mister Love. Ciao Mister Cuoricino. Mister Love. Peace and love. Don Elio, sei simpatica, Nina, sei davvero brava. Peccato che ci sia anche Enrico. Ah no, a cantare Ciao da Elena. Ciao da Elena, Ciao, brava Elena. Elena. Ma io sono qua per cacciare i pulsanti, ragazzi. Ciao Enrico, eccoci, siamo tornati. Eravamo al mare, ma non ci siamo dimenticati di voi. Un abbraccio a tutta la regia. Ma non compresa fate i famiglia. fighi che siete tornati perché faceva brutto. No. E avete pure sbagliato. Cazzo, sono tornati che c'è bello. Ma tornate al mare che c'è bello. Buonasera Casa Peretti, mi sa che devi anche tu, caro Enrico, incominciare a cantare in inglese. Un saluto a tutti voi, lo dice Amedeo. Non ci provate, ragazzi, è meglio per voi, davvero. No, la mia professoressa di inglese mi ha sentito cantare una volta, si è licenziata. Quindi non... Un saluto da Sbirulino, il nuovo arrivato da San Giacomo di Roburent, Cuneo da Alex. Beh, Sbirulino è straordinario, Bellissimo. bellissimo, tutto bianco e questa sembra un po' l'uomo tigre, te lo Sì, ricordi? l'uomo cavolo, tigre? è l'uomo tigre che Lotta con Sì, sì. Adesso andiamo avanti con la musica. Posso far Sì. cantare un brano? Io, un guardi, brano, io un vi brano. lascio. Brano Perché, no, straordinario. perché Da sai fare? che c'è questa vicina qua, visto che c'è una vicina. Ho visto la vicina. E io l'ho vista da vicino. Ha pensi? una gran bella Sì, amica, sì, quindi, sì, ok. Sì, l'ho vista, adesso vado a carezzarla. Andiamo. Fa le fuse. Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock till 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tip to see if they tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, ooh. Surprise, surprise, gonna find it in your eyes. For sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, and I said, ooh. Do you
throw a cover down on me again. Ooh, and if I'm right, it's the only way to bring me back. Ooh, to you. E adesso noi ci fermiamo 2 minuti e mezzo e poi torniamo in onda con un gran terzo tempo. Dai, lanciala tu. Vai. Pubblicità. Brava, bravissima, pubblicità. Bravo insegnante. Brava. Pubblicità. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare, Cosa sei? ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai Non finita. cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, Tu sei il mio ieri, il mio oggi proprio mai. e il mio sempre, l'inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose, li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando il momento e dopo si vedrà. Parole, parole, parole. Ascolta, Parole, parole, parole. ti prego, Parole, parole, parole. ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino. Parlarti, come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. Cosa C'è la notte che sei? La romantica, Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, tu sei il mio sogno proibito. proprio mai. È vero, speranza, Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai? si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna ed i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare l'uomo che
Scusi. Beh, innanzitutto complimenti, davvero. Grazie, Enrico. Interpretata con la doppia difficoltà, non solo di una canzone difficile da cantare, ma con Don Elio dietro, che poi devi capire una cosa, che gli è andata veramente molto bene a Don Elio, Sì. perché là ci sono 2 bottiglie, una è acqua gasata e l'altra è liquido per la macchina del fumo. Quindi io vorrei Aveva un retrogusto strano, sembrava il diesel per la macchina. Io ogni tanto quando prova a trattenere il fiato, magari ti esce un po' di fumo dal naso. secondo me pure da dove esce, non credo No, dal naso. vabbè, ok. Comunque cacchio, mettete delle etichette liquido e questa è l'acqua gasata, io l'ho vista, aveva un gusto. Che mi sono bevuto 2 sorsate di liquido per il fumo. Liquido del Massimo non fa male, tutta roba naturale, sono cose naturali. È biologico? Sono cose Vuole naturali. Perché sì. io abituato a come mi cucina la Perpetua. Dobbiamo, come si chiama la perpetua? Come si chiama la perpetua? Natascia. Eccola. Dobbiamo dobbiamo vedere 3 locandine importanti, perché sono 3 appuntamenti di questa settimana qua e partiamo da questo. Vai Fabrizio, qualsiasi locandina va bene. Partiamo proprio dal 24 maggio 2023, ore 21, comicità con Mauro Villata, Massimo De Rosa, ci sarà anche il nostro Celentino, la nostra Alessia. Però vuoi dire 2 parole in più su questo? Aggiungo che c'è la grandissima Margherita Certo, Fumero. esatto, l'ho detto anche ieri. Presentazione di Mariocchio Grosso, che è una Oh. bravissima attrice, e Federico Messina. Mi sta venendo su il liquido, quello lì, Ma io ho avuto l'antigelo, quello che ho bevuto. Madonna mia, che roba. Diciamo che comunque è una grande Sì, serata questa è di una roba beneficenza. seria. Sì, per il Regina Margherita, per i bambini del Regina Margherita. Quindi tutti al Teatro San Giuseppe di Via Sì. Doria 18 a Torino, ingresso libero. Quindi c'è una grande serata il 24 maggio. Ma e poi dove andiamo? Dove andiamo in settimana? Andiamo a Villar Perosa, dove saremo anche presenti con le telecamere di Rete 7 di Casa Peretti, la grande. Ma sai che quasi vengo. Bravo! Notte dei Sosia! Vengo a vederla. Notte dei Sosia! Ah, sì. Raffaella Carrà, Luciano Barbotti, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Renato Zero, Michael Jackson, tutti presenti in una serata, lo sapevo! Mamma mia, Stia buono, non ma su perché Michael li diceva Jackson! uno dietro l'altro, la chiusa. Ma non su Michael Jackson! Ok, comunque altra serata di beneficenza è stata importante, l'incasso sarà devoluto alla Cuore Aperto Onlus, quindi tutti a Villar Perosa. Ma gli grandi appuntamenti di questa settimana non finiscono qui, perché domenica 28 maggio andiamo tutti in gita, insieme ci sarà anche Don Elio, gita festa della focaccia di Recco, Mamma mia, si va mamma tutti a Recco. mia. Le Tutti piace a- la focaccia? A me, guardi, io vivo per la focaccia. Bene o io male. quando vedo la focaccia quasi svengo. Di Recco Io mi questa, alzo al mattino, penso ce l'ho qui la focaccia proprio. Ce l'ho Comunque, proprio qua. prenotate, perché sarà una domenica all'insegna del divertimento. Iniziamo già a registrare delle cose divertenti sul Sì, pullman, quindi sì, anche sì. il viaggio non sarà Mamma mia. lungo, perché ci siamo Tutti noi a insieme tenervi cantiamo. compagnia. Ci sarà Don Sì, Elio, sì. quindi non Ti ringrazio, Oh mio Signore, non ho più paura. Mamma mia, ci divertiamo da morire. Adesso andiamo avanti con i messaggi, perché Yes. la regia mi ha appena scritto che ci sono tanti messaggi, quindi diamo precedenza ai nostri amici a casa. Vai Fabrizio! Tanti complimenti ad Alice e Beatrice di Novara per il primo posto, coppia Baby Modena Crescentino, brave! Che belle, che bella Alice e pettinatura. Beatrice. Sono sorelle. Lo chaton, come si chiama quella cosa? Lo sopra? chignon. Lo chignon, non, lo chaton è un'altra cosa. Grandissimi Don Elio ed Enrico, siete davvero simpatici, lo dice Michela, grazie. Brava Michela, lascia il tuo numero che poi vengo. No, vengo a benedire la casa. Certo, e quella è una grande altra serata. Vai Mauro, Ma raccontala qui tu. è una serata al Salotto Magico, che è un posto molto bello, a Moncaglieri, e c'è un tributo sia ai Beatles ma anche a Lennon. 27 E maggio. c'è anche questa qui, C'è anche questa Lina! rompipalle qua, C'è ci sta anche pure lei, Lina! vedi, ospite poi Ebbene d'eccezione. C'è proprio- Ma abbiamo chiamato tutte, non hanno detto no, ha detto no tutte, abbiamo chiamato lei. Abbiamo raschiato il barile comunque. Ma Don Elio ha la storia tesa. Giovanni da San Maurizio. Non mi metto, io qualcosa di Don teso Elio. ce l'ho. Ah, ho capito. Però non andiamo, parliamo d'altro. Grazie San Maurizio. Ciao Enrico, ciao Annina, ciao Don Elio. Volevo chiedere un favore. Oggi è un mese che è mancata mia mamma. Se potevi cantare Ovunque sarai di Rama, grazie. E stasera tortellini in brodo. Buona serata Valentina. Valentina è una canzone che so ma poco, quindi cercheremo di metterla in programma per le prossime puntate. Forza, forza, forza.
Ciao, siete bravissimi. La cantante non ha freddo, così scollata leva via la voce. Paolo e Giusy da Torino. No, perché ho fatto apposta, ho acceso i termosifoni al massimo. In compenso Donelio sta morendo, io sto morendo di caldo. Comunque Neanche il 30 dicembre faceva caldo così qui dentro, quindi vabbè. E questa è una bellissima. Non ci sono. È un bellissimo ritratto. Non credo siano le Wings. Non lo so. Ciao amici, grazie perché ci tenete sempre compagnia durante la cena. Vi mandiamo un super abbraccio da tutta Asti. Grazie Asti! Che bello. Annina, è la seconda volta che ti vedo. Hai una voce bellissima e sei bellissima. Ciao amiconi, Maurizio Villadossola. Ciao Maurizio, è la seconda volta che la Ha vediamo acceso proprio il su televisore 2 volte nella stessa giornata, secondo No, me. è già stata qui Ah, Annina, è già stata. Ciao Enrico, che bella e brava la tua cantante, e con Donelio uno spasso. Grazie di tutto, lo dicono Miki da Novara, lo dice Miki da Novara. Grazie Miki, grazie. Mica da poco sta roba. Ciao Donelio, ciao Annina, un saluto da Cosimo, Kitchen Little e Sabrina. Cosimo, madonna, Cichelite. Deve Cichelite. venire Cosimo qua una volta. Sì? Deve venire, sì, perché è una Lo brava porti, persona. Donelio, lo porti. Lo porto, la prossima volta lo porto. Donelio, stasera avrei in corso una tempesta ormonale. Arvazze. No, io ho capito chi sei tu. Non posso, Livio Cepollino. Lo sai che l'ho incontrato al Salone del Libro? Ma lui è una brava persona, ma Stupenda. io, se tu hai la tempesta ormonale, fatela passare, io non posso venire. Canzoni e simpatia, il mix perfetto. Un abbraccio grande da Agnese, Paola e Mauri da Armeno. Ciao Armeno. Cosa parlano loro? Del più e del meno? Cosa parlano loro? Donelio, benedici tutte le Tutte, io le pecorelle benedico smarrite. tutte. Buona serata da Vigone, Andrea e Valeria. Ecco, passo da Valeria. Ciao Annina, bravissima, sei grande. Ciao da Tibe e Mire. Ma scusa, Tibe Mire. ma vi guardano di manga dal Giappone a voi? Certo. Tibe e Mire, che In Certo. realtà questi sono Tiberio e Mirella. Ah, ok, Sempre bravi. Ciro, ti amo, lo dice Roberta. Se te lo dice Roberta. Se te lo Ciro, dice Roberta, abbi fai pazienza. conto che c'ha già un altro, comunque. No, non credo. Come dice Renato Zero, grandi. E io dico anche bravissimi. Alessandro da Novi Ligure. Ciao Alessandro. Grazie. Capisce Alessandro. la nostra lingua, pur di essere di... Ma è dietro Novi Ligure. Donelio, ti saluta Michele, mio padre. Bene, sono contento. Va bene, ma il suo padre. Suo padre, certo. certo, che certo. siede alla destra. lui Sei in padre. buona compagnia, Pei. Sì, lo so, grazie. Ottima Tu c'hai compagnia, il direi. PayPal quando ti guardi nelle mutande? Ho la Peretipalio. Ah, no, pensavo, ok. Ah, vabbè. Una brava battuta, Anna. e non l'hai capita subito. No, Mamma mia, era che imbarazzo. tremenda. Che dire, un'ora di vera distrazione e serenità. Complimenti da Enrico, Mauro ed Annina Diaz. Grazie Diaz. Diaz. Che è quello che gioca nel Milan. Sì, Quello è certo. Armando Diaz. Vabbè. Ciao a tutta Casa Peretti, ciao Enrico e Annina. Tu, mio caro amico Enrico, dovresti farti un giro con me, sai? Sui calci in culo, 2 sulle montagne russe. Io sono un amante del pericolo. Vuoi provare o hai FIFA? Forza Torre, Forza Inter, Juve, ho già capito. Enrico da Collegno, complimenti per la bella voce. Allora, fammi capire. Allora, io devo fare un giro. Ah, sui calci in culo è una giostra. È quella delle sì, catene. quello che dicevi prima, i calci in Enrico. culo. No, ma io grazie, ma io non, quei posti lì mi irritano. Il quadro con le donne era dedicato alla bella cantante, lo dice Erio da Asti. Grazie, Vabbè, Erio. lo dice sul serio, come ho Che detto onore. prima. Oh, già, la cazzata che ho detto prima la ridico. Bravi tutti, Brad Pitt da Los Angeles. Sì. Tutta amica, Me lo ricordo. Ma ci segue tutte le Questo sere? è il cane di Brad Pitt. Michele, mio padre, lo dice Cosimo. Ah, ma Michele adesso. Ma Michele, ho capito. Io lo so, questo è un grande il padre, Michele. È un grande. È un grande. Sì, è un sì. grande. È un grande. Ragazzi, abbiamo ancora tempo per un brano. Andiamo. Io vi saluto, però. Cosa devo fare? Sto qua. No, va bene, dai. Allora, torna per il finale. Torni per il Torno finale. per il Scusi, finale. scusi, Torno scusi. con un messaggio. Ok, abbiamo di ancora speranza. tempo per un pezzettino di brano. Sì, andiamo nel mondo di Amy Winehouse. Per voi. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing in my head, and I paint a picture. 'Cause since I've coming home, well, my pride
body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you ride a dress. Well, don't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your eyes up for sale. Did you get a lawyer? I hope you didn't catch it then. I hope I find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you have to pay that fine? You were talking all the time. Are you still busy? 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you ride a dress. Well, don't you come on over, stop making a fool out of me. But why don't you come on over, Valerie? Valerie, Signore e signori, Annina bravissima come sempre, una voce spettacolare, ti mandiamo un abbraccio da parte dei tuoi amici. Grazie. Non sono riuscito a finire il messaggio, ma devo ringraziare una strepitosa Annina! Grazie! Grazie Enrico, grazie a te. Un amico ormai di casa Peiretti, Don Elio. Comunque mi saluti Villata quando lo No, solo vede. saluto. Mi Posso, saluti Villata. se lei mi permette, io vorrei chiudere con una cosa bella. Devo solo dire una cosa, poi No, lei facciamo una dica quello che gran vuole, casa chiusura. sua. Gran chiusura domani speciale qui dal vivo, ma andremo insieme al Salone del Libro. Abbiamo registrato tante gag in mezzo alla gente, quindi sarà una puntata da non perdere. Chiuda lei! Se chiuda siete lei. sfortunati, se il vostro compagno o la vostra compagna va lasciate, se non avete un soldo in tasca, vi hanno dato lo sfratto, la vostra vita cade a pezzetti, non vi preoccupate che dal lunedì al venerdì c'è Casa Peiretti. Mamma mia, che chiusura. Sono 50 euro comunque. Complimenti, Sono 50. complimenti per Grazie. l'arredamento. Grazie a tutti, ciao! Ciao. Mamma mia.